Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Il deposito del cimitero dei Rotoli a Palermo non ha più bare in attesa. L'annuncio arriva dal sindaco Roberto Lagalle e dall'assessore ai cimiteri Totò Orlando, che hanno dichiarato la fine dell'emergenza. Duro colpo a Cosa Nostra. La Cassazione ha infatti reso definitive le misure cautelari disposte dal Tribunale del Riesame di Palermo a carico di 5 esponenti del clan Salaparuta di Castelvetrano. Il sindaco di Favignana ha emesso un'ordinanza al fine di preservare il decoro pubblico durante la stagione estiva. Da oggi è vietato indossare costumi da bagno o essere a torso nudo nei centri storici. Sono in fase di consegna i lavori per la rigenerazione e il prolungamento della pista ciclabile del lungomare di Catania. I fondi per l'opera arrivano dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chiudiamo con il meteo. Per domani si prevede un'altra giornata estiva su tutto il territorio regionale. Il caldo sarà ancora presente, ma le temperature massime subiranno un lieve decremento. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.